Si attendeva una terza settimana di contagi Covid in calo in azienda ospedale Università di Padova, così non è stato. Gli attualmente positivi sono 1487, dato in calo di 115 unità rispetto alla scorsa settimana. Il tasso di incidenza è di 51,96 per 100.000 abitanti. Padova rimane la più colpita dal virus anche questa settimana. Persiste nel territorio la variante Delta indiana. A dirlo, l'esito dei 7.236 tamponi rapidi e 4.534 salivari che hanno individuato 152 nuovi casi rispetto alla scorsa settimana, più 24. Il mondo del lavoro, con la platea che va dai 30 ai 60 anni, il più colpito dal virus. Abbiamo notato quest'ultima settimana questo aumento di ricoveri in ospedale che è triplicato rispetto alle settimane precedenti. Parliamo sempre di unità, numeri che non ci preoccupano assolutamente, però ci fanno tenere alta l'attenzione sull'andamento dell'epidemia. Sono 2.947 gli accessi al pronto soccorso, 2.316 adulti che hanno portato all'incremento dei ricoveri, come detto, più 24, mentre nel pediatrico, nonostante 631 accessi e 3 positivi, non si segnalano ricoveri. Attualmente in ospedale a Padova sono ricoverate 38 persone per Covid, una in ginecologia, 10 in terapia intensiva, 2 in subintensiva, 8 in geriatria e 17 in malattie infettive, reparto che ricopre da inizio pandemia un ruolo determinante nel contenimento dei contagi attraverso lo screening per mezzo dei tamponi, ma soprattutto grazie all'utilizzo degli anticorpi monoclonali. Il Veneto ha il primato in Italia per numero di cure erogate. Padova ha curato 287 persone con questa tecnica. Vogliamo anche implementare questi numeri perché sappiamo che comunque i monoclonali riducono in modo significativo il tasso di ospedalizzazione, per cui insomma utilizzarli di più vorrebbe anche dire essere ricoverati meno in ospedale.